Nel weekend il Rugby San Donà affronterà il Lecco nella prima partita dei play-out. Abbiamo sentito Tommaso Busato. Tommaso, come sta andando avanti la preparazione in vista di questo appuntamento? Ciao a tutti. La preparazione devo dire sta andando bene, decisamente bene. Siamo partiti chiaramente da una prima fase di studio dell'avversario che andremo ad incontrare domenica, ovvero il Lecco, e adesso sul campo siamo passati alla messa in pratica di tutto quello che abbiamo studiato e preparato per riuscire ad arrivare il più pronti possibile per la sfida di questa domenica. Dall'altra parte del campo ci sarà il Lecco. Che tipo di avversario è? L'Eco è un avversario sicuramente ostico, ci darà senza dubbio filo da torcere, però come dicevo prima abbiamo studiato quali sono le loro peculiarità, ma allo stesso tempo sappiamo quali sono i nostri punti di forza e quindi su cosa ci dobbiamo concentrare questa domenica. Sicuramente le fasi di conquista come Mischia e Tush saranno importantissime e sappiamo che anche la conquista del territorio sarà fondamentale da avere a proprio favore, così come la disciplina, perché in partite come queste, che sono praticamente delle finali, in partite secche come queste, sono dei dettagli che non possono essere lasciati al caso e che fanno la differenza su quello che poi è il risultato finale. Che tipo di partita potrà essere quella di Lecco? Domenica ci aspetta una partita sicuramente tosta, dal punto di vista fisico sarà intensa, questo è poco ma sicuro, e anche dal punto di vista nervoso dovremo essere bravi a mantenere i nervi saldi per rimanere il più possibile in controllo della partita, cercare di imporre il nostro gioco attraverso tutti gli aspetti tecnici e tattici che abbiamo preparato in queste 2 settimane. E andiamo incontro a quella che sarà la prima di 2 finali, una partita non a eliminazione diretta ma poco cambia, perché con questa nuova formula sappiamo che non c'è spazio per errori, bisogna essere precisi, ordinati e perfetti in entrambe le gare che andremo a affrontare, e quindi sì, insomma, siamo pronti per farlo, per mettere tutto quello che abbiamo in campo per conquistarci questa salvezza che ci stiamo sudando, ma che meritiamo, perché sappiamo di meritare questa categoria che abbiamo conquistato sul campo l'anno scorso e che ora stiamo lottando per mantenere. Tommaso, ti ringrazio per la disponibilità e in bocca al lupo a te e Rugby San Donà.